Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata e buona settimana, cari ragazzi. Iniziamo questa quarta settimana di Quaresima. Ieri, celebrando la Domenica della Gioia, abbiamo ascoltato il Vangelo della guarigione del cieco nato. Gesù, camminando per le strade della Galilea, incontra un uomo cieco dalla nascita e lo guarisce. Gli ridona la possibilità di vedere, di scrutare, e la gioia che provoca nel cuore di quest'uomo che riacquista la vista diventa illuminazione del cuore, tanto che quest'uomo non credente diventa credente e esprime la sua fede mettendosi davanti a Gesù e dicendogli: credo che tu sei il Signore. È l'itinerario che compiono anche i catecumeni, coloro che si stanno preparando a ricevere il battesimo, dopo aver incontrato il Signore in una occasione della vita. Scoprono un po' alla volta che Lui è davvero il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, la luce che illumina anche i cuori immersi nelle tenebre. Cari ragazzi, anche noi spesso siamo tenebrosi, siamo dentro ad un tunnel di tenebre e abbiamo bisogno di scorgere una luce. Quella luce è Gesù, che ci viene incontro, apre i nostri occhi, apre i nostri cuori e ci aiuta a leggere in modo diverso, in modo nuovo, luminoso, la nostra vita. Domani, 21 marzo, ricorderemo il 10° anniversario della morte di Monsignor